Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. I giorni continuano a passare, i nomi si continuano a fare, ce ne sono veramente sempre di più, si sta perdendo tempo e noi al 4 di giugno, ore 10:30, continuiamo a non avere un allenatore. La sfilza di nomi è incredibile, ce ne sono veramente tantissimi, però noi continuiamo comunque a non avere un mister. E visto che io in realtà mi sono anche stufato di fare video in cui parlo e magari faccio vedere delle cose banali a schermo, ho deciso di fare una cosa un po' vecchio stampo di YouTube. Perché io mi ricordo che anni fa, ma veramente vi parlo di 10-15 anni fa, su YouTube i video gameplay erano diversi, in cui sostanzialmente si chiacchierava facendo vedere un gameplay in sottofondo, ed è la cosa che farò anch'io oggi. Quindi faremo un salto di 15 anni con YouTube e faremo un video gameplay su che lo state vedendo su Rocket League. Tanto ora lo posso fare, quindi why not? Giusto per avere un qualcosa che possa non essere il mio faccione costantemente qua davanti, almeno ci avete un po' più di movimento e nel mentre mi potete vedere mentre gioco. Tra l'altro non sono un vero gamer PC perché gioco col joystick della Play, però vabbè. E allora, allenatori del Cagliari. Sarà difficile giocare e parlare allo stesso tempo. Il nome in poll rimane Baroni, che a me, devo essere sincero, non dispiace, perché comunque, stando a vedere quello che ha fatto con l'Hellas quest'anno, non è poco, per niente. Perfetto, non è per niente poco. Però non riesco a capire il perché si tardi ad arrivare a una conclusione se è lui il prediletto. Capisco che c'è l'interesse di molte squadre. Si è aggiunto il Monza, che lo sta valutando come post Palladino, che è ufficiale, andrà alla Fiorentina. Però in ottica Monza e niente. In ottica Monza c'è anche il nome di Nesta, e io mi auguro che il Monza possa andare a prendere Nesta. Faccio fatica a capire su quali criteri il Monza stia scegliendo Nesta, però se così fosse a noi va più che bene perché libererebbe comunque Baroni. Il problema del Cagliari è che, come sempre, di nomi, di teorie, di affermazioni su chi possa arrivare sono sempre una caterba. Ci potremmo fare i tomi sui nomi accostati a Cagliari, ma sia allenatore che giocatore, È quella la cosa. Non so se è dovuto più a colpa dei giornalisti o colpa nostra, non lo so. Fatto sta che i nomi accostati al Cagliari sono sempre una miriade. Oltre a Baroni, se ne sono lette di cotte e di crude. Sarri, Allegri, Juric, Lucescu, un botto, veramente un botto. Ma dove cazzo sta? Ok. Eh, tantissimi. Poi che Nicola, che però da quello che so io, Nicola non era comunque in lista perché cioè, alla fine rimarrà l'allenatore dell'Empoli. Ho preso un gol da coglione. Rimarrà l'allenatore dell'Empoli, quindi non so che tentativo sia stato fatto in realtà per Nicola. Dionisi, ragazzi, Dionisi. Allora, Dionisi concettualmente a me non dispiacerebbe nemmeno, perché non è malvagio, è un allenatore giovane, comunque il suo stile è quello del 4-3-3, quindi un modulo che a me
sinceramente non dispiace. Però diciamo che visto l'ultima annata con il Sassuolo, tenderei a scartarlo come nome. Però, cioè, se stiamo a cercare un nome che abbia effettivamente fatto qualcosa, l'unico su cui puoi andare a puntare, secondo me, e rimane la scelta più logica, è Ivan Juric. Juric è l'allenatore perfetto, ti permetterebbe di avere uno cazzuto in panchina, che poi molti ho letto, è un allenatore spacca spogliatoio. Sì, ok, è un allenatore che può creare dei contrasti delle divisioni, ma devi essere tu bravo a, non fa- a fare in modo che non ci siano degli eventuali contrasti, perché se tu fai quello che lui chiede e quello per cui tu lo stai pagando, le divisioni non te le crea, non ti spacca lo spogliatoio. Cioè, è molto semplice il ragionamento. Può avere degli atteggiamenti da testa di cazzo, non lo metto in dubbio, sicuramente, ma questo accade perché evidentemente delle volte è successo che le società, e mi vengono in mente ovviamente Cairo e Setti tra tutte, gli hanno promesso delle cose che poi non hanno voluto mantenere o non sono riusciti a mantenere. E in quel caso è ovvio che tu il culo te lo fai rodere. Perché comunque penso che se lui arrivi a tal punto significa che sono magari anche delle cose importanti su cui lui non transige. Se dal momento in cui tu gliele vai a negare, è giusto che tu faccia sentire la tua idea e la tua voce, per come la vedo io. Quindi a livello caratteriale penso che tra tutti i nomi sia quello perfetto. Ecco, niente, mamma mia, è partita di merda. E si è parlato anche di Sarri. Allora, Sarri è più che altro, secondo me, un'ambizione. Perché banalmente percepisce veramente tanto. E una squadra come il Cagliari può andare a prendere Sarri, perché non dico che non può. Può, non ha il blasone con cui non ha il blasone delle squadre che ha allenato ultimamente Sarri, però non significa che non può andarlo a prendere. Il problema è semplicemente che se tu poi vai a prendere Sarri, io non so quanto budget ti rimane poi per fare mercato. È quello. Infatti non ci fate caso che sto più alla scoppola. Sto in una categoria che non mi appartiene perché sono tutti molto più forti di me. E per chi gioca a Rocket League cioè, sappia che io non so giocare aereo, non so fare tutti gli air dribbling, non so fare un cazzo, io gioco palla a terra. E, e mi sono perso. Ah, sì, Sarri. Se tu vai a prendere Sarri, poi io non so quanto budget ti rimane poi per andare, rifatte la squadra, perché comunque la squadra te la devi rifare poi. Quindi per cui io, ripeto, punterei a pie pari su Juric. Poi altri nomi che sono stati fatti, a parte Dionisi, Nicola. Ah, ecco, un nome che ho visto spuntato ultimamente è Sosa, che sinceramente a me non ne entusiasma più di tanto. Paolo Sosa non mi dice niente. Cioè, sicuramente è un buon allenatore. Perché comunque mi ricordo che ha vinto col Basilea, non ha fatto per niente male con la Polonia, con la Fiorentina ha fatto bene, con la Salernitana giusto il secondo anno non ha brillato, ma effettivamente poi è stato questo l'anno, quindi l'anno della retrocessione, sono scesi in B, nessuno ha brillato. È quello più fattibile, secondo me, insieme a Baroni, ma anche Juric per me è fattibile. Sicuramente chiederà magari un qualcosina in più di ingaggio, però vai a prendere un allenatore carismatico che ha portato grandi risultati, è stato l'allenatore che
ha fatto esordire il Crotone in Serie A. E quel campionato ce lo siamo giocati testa a testa noi e loro fino all'ultima giornata. Poi fortunatamente Di Gennaro e Sau con la Pro Vercelli ci hanno permesso di vincere quella Serie B. E Juric, secondo me, paga troppo le conseguenze di queste sfuriate che ha fatto, che secondo me sono legittime, per come la vedo io. Ma dove cazzo sta questo? Ma dove stava questo? Ah, è rimasto proprio là dietro. Bene. Sono sempre state più che legittime. Poi altri nomi, vediamo se mi vengono in mente. Ah, abbandonato. Bene. Altri nomi. Tra l'altro facciamo proprio così. Tu, tu, tu. Facciamo un miscuglio. Un po' gameplay e un po'. Vediamo qui. Secondo Calcio Casteddu, il successore di Ranieri ci sarà entro venerdì. Baroni sembra destinato a sposare il progetto Monza. A Vanoli, che però sappiamo tutti essere predestinato al Torino. Juric fa giocare bene le sue squadre, ma il carattere non gioca a suo favore. Dipende dal motivo, secondo me. Poi c'è Lucescu, che però secondo me rimarrà ovviamente al PAOK, perché chi glielo fa a venire a Cagliari dopo aver vinto uno scudetto in Grecia? Non ne ho idea. Poi abbiamo... Oh, qua si divertimo. Alessio Baroni. Ma che cazzo? Ma è Marco Baroni. Ma chi è Alessio Baroni? Alessio Baroni. È Marco Baroni. Scusi, eh. Scusi. È Marco Baroni. Ma chi cazzo è Alessio Baroni? Alessio Baroni si sono inventati. Cagliari News 24. Il nome negli ultimi tempi più caldeggiato è quello del tecnico dell'Hellas Alessio Baroni. Famosissimo Alessio Baroni. Comunque, Gotti, Vanoli e Montero. Gotti, Vanoli e Montero. Allora, Gotti, devo essere sincero, mi intrigherebbe soltanto per una questione umana. È un allenatore molto silenzioso. Mi piace più sotto l'aspetto della persona più che dell'allenatore, perché i principi calcistici non li ho approfonditi più di tanto, e quando l'ho visto giocare non è che mi abbia colpito più di tanto, mi ha colpito di più la persona, l'uomo. Un gran lavoratore, molto silenzioso, lo vedo molto attaccato ai valori e quello mi piace. Però da qui a sceglierlo come allenatore del Cagliari soltanto per i principi morali, senza tenere in conto del gioco e quant'altro, mi sembra un po' too much. Ma too much nel senso, mi sembra veramente troppo poco, per quanto valori e tutto siano importanti, se non addirittura fondamentali. Penso che il Cagliari sì, abbia bisogno di ritrovare dei valori, ma anche bisogno di ottenere dei traguardi a livello di squadra, e non so quanto Gotti possa essere d'aiuto in questo. Montero, perché Montero? Cioè, perché ha fatto due partite con la Juve e una l'ha vinta, se non mi sbaglio? Cioè, per quello Montero? Ok. Bah, mazza il gol da coglione che ho preso. Cioè, se dobbiamo andare a prendere Montero per quello, io rimango sbalordito. Ma già il fatto che sia anche solo uscito il nome di Montero a me stupisce. Vabbè, purtroppo, come vi ho già detto, il Cagliari è in balia dei nomi.
Cioè, passa un tossico per strada, noi lo accostiamo al Cagliari. Ma poco importa se è fattibile o meno. Anzi, se ha un passato che riguarda Juve, Inter, Milan o grandi squadre, meglio ancora. Meglio ancora. Però, Montero, vabbè. Che poi capace che se arriva Montero e il Cagliari magari si qualifica in Europa League, per carità. Però, vabbè. E poi l'altro chi era? Gotti. Gotti, Montero. Vanoli, vabbè, Vanoli l'abbiamo detto prima, è promesso al Toro. Non mi viene in mente l'altro. Ecco, vedi, se io ste cose non le so fare, raga. So passato l'altro giorno a Platino 1 e non le so fare queste cose. Io so giocare a palla a terra, così. No, come la partita è terminata? Ah, oh. Nicola, Montero, Gotti, Vanoli, sì, erano quelli. Erano quelli. A me, sinceramente, tra tutti, quello che mi piace di più è Juric. L'ho detto fin dal primo momento. Juric non dico che è perfetto, ma secondo me è quello che ci permetterebbe anche di fare il salto di qualità. Soprattutto in vista di una cosa, e questa è un, una cosa che depone più a favore di Juric che di Baroni. Baroni è rimasto a Verona, tra l'altro come è giusto che sia in un momento di crisi enorme, però non battendo più di tanto ciglio e non... mamma mia che gol che gli ho regalato. E non contestando mai tutto ciò che stava facendo la società. Vuoi perché il momento comunque era un momento di crisi, vuoi perché la priorità in quel momento era salvare l'Hellas piuttosto che fare della gogna mediatica nei confronti di Setti. Baroni ha lavorato bene, ha rifondato l'Hellas ed è riuscito poi a salvarlo. E ci sta, è la cosa giusta da fare. Il problema è che noi per troppo tempo siamo stati con degli allenatori o qualsiasi elemento dirigenziale o giocatori o quant'altro che facesse da parafulmine per le critiche nei confronti della società. Io sono sempre andato oltre a questa cosa. Nel senso, se c'era da criticare Giolini, a me poco importa chi c'è in panchina, io vado a criticare Giolini. Ranieri sbaglia, critico Ranieri. Ehm, Semplici sbaglia, critico Semplici. Sbaglia Bonato, critico Bonato. Io non mi faccio accecare da queste cose. Però molti sì. E molti purtroppo hanno criticato gli allenatori perché erano coloro che il presidente sceglieva di far criticare, sostanzialmente, scusate l'italiano sconiugato, però erano dei personaggi preposti praticamente a quello, messi lì per ricevere le critiche al posto di chi le critiche le doveva ricevere veramente. E il Cagliari ha bisogno di una persona che non faccia questo e che anzi, se può, ti smerdi. Ecco perché io punterei di più su Juric. Perché Juric non c'ha peli sulla lingua. Ed è così che bisogna agire, è così che un allenatore deve fare. Tu mi prometti una cosa oppure mi dai delle garanzie che poi non rispetti. Ma io te m'hanno bevuto. Io ti smerdo. Ed è giusto che sia così, secondo me. Dai che pareggiamo all'ultimo secondo. Tanto poi l'andremo a perdere supplementari sta partita. Minchia, 19 minuti di video, devo chiudere il prima possibile. E,
secondo me è giusto che sia così. Ecco perché io voglio uno come Juric. Perché con Juric questa cosa non esiste. Baroni, sotto questo aspetto, ha fatto bene come ha fatto, perché al Verona poi ha pagato, ha portato i risultati, quello che ha fatto. Però io mi sono stufato di vedere... niente. Mi sono stufato di vedere allenatori costantemente usati come parafulmine, ehm, messi lì proprio per cercare di parare tutte le critiche fatte dai tifosi alla società. Non è così che funziona. Non è così che funziona e uno come Juric permetterebbe di far finire questa cosa. Comunque io, giustamente, se non faccio così, ok, perfetto. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato il video. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti anche se vi è piaciuta questa metodologia di video, se vi interessa, se è carina come cosa. E fatemi sapere voi qua sotto cosa ne pensate della questione allenatore. E noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella.